Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera e ben ritrovati con gli andamenti delle borse del nostro vecchio continente. Borse che sono segnate da un andamento principalmente negativo, con Milano che chiude con una flessione dello 0,5%, segue Parigi con un meno 0,48%, Madrid meno 0,62%, Francoforte più limitata nelle sue perdite con 0,31%, la peggiore nel contesto europeo si rivela essere Londra con un meno 1,2% di ribasso. Chiudiamo con l'Eurostoxx che segna una perdita dello 0,38%. E questi erano gli andamenti delle borse europee. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo al prossimo aggiornamento. Avete ascoltato la chiusura delle borse.